Conosci te stesso, conosci il cliente, innova. Portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso, in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale. Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy. In Friuli Venezia Giulia, su 7.624 tamponi molecolari, sono stati rilevati 489 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,41%. Inoltre 1.536 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 153 casi. I decessi registrati sono 20, a cui se ne aggiunge un altro verificatosi il 2 gennaio scorso. Si riducono i ricoveri nelle terapie intensive, 59, così come quelli in altri reparti, 619. I decessi complessivamente ammontano a 2.346, i totalmente guariti 50.936, i clinicamente guariti 1.524, diminuiscono le persone in isolamento 10.682. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 66.166 persone, di cui 806 da fuori regione. Sono quasi 40.000 le dosi di vaccino somministrate in Friuli Venezia Giulia nella giornata odierna. Il numero inoculate in regione è di 1.264, ieri 1.979, e porta il totale a 41.240. Lo si evince dai metadati contenuti nel report vaccini anti-Covid-19 del Ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19. Dal report si evince che sono aumentate le dosi di vaccino disponibili senza spiegarne le ragioni. Dunque queste complessivamente al momento ammontano a 60.715. Sempre secondo il report, dal 31 dicembre delle 41.240 dosi, 27.451 sono state somministrate a donne e 13.789 a uomini. Vicepresidente, oggi lei ha visitato il pronto soccorso verde per i pazienti non Covid, una struttura che sarà utile certamente adesso ma anche nel futuro quando l'ospedale verrà ristrutturato. Qui c'è una previsione della revisione complessiva del pronto soccorso, era uno degli investimenti programmati dell'azienda e diciamo che purtroppo l'andamento del virus, quindi la pandemia, ha bloccato questo tipo di attività che saranno possibili soltanto al termine della fase, chiamiamola acuta. Diciamo che la realizzazione di questo ulteriore pronto soccorso consentirà di dividere le attività, quindi sicuramente è un'attività programmata per i lavori e che viene anticipata per consentire una migliore gestione delle attività del sistema di pronto soccorso e delle emergenze, che sicuramente oggi è uno dei grandi problemi per la pressione che abbiamo nelle nostre strutture ospedaliere. Quindi ho visto anche una struttura ben fatta e nella soddisfazione
del primario, insomma, trovo la soddisfazione della Regione per questo risultato che è stato raggiunto e sicuramente consentirà a coloro che dovranno essere ospitati dentro questa struttura un'adeguata distribuzione degli spazi e un'organizzazione adeguata ai bisogni che le persone potranno presentare. Vicepresidente, grazie alla solidarietà di quanti hanno risposto all'appello del Comune e dell'Associazione, l'ospedale di San Daniele ha potuto contare su diverse strumentazioni. Lei ha parlato di un gesto importante soprattutto quando viene mantenuto anonimo. Beh, diciamo che è una particolarità di questi tempi dove tutto deve apparire, tutti devono far vedere il doppio di quello che fanno. Qui c'è stata una donazione che ha voluto rigorosamente mantenere l'anonimato, addirittura la persona che ha fatto questo gesto mi ha voluto aspettare in una stanza perché almeno ho chiesto di conoscerlo perché volevo ringraziarlo. Quindi sicuramente un gesto importante che si unisce a tanti altri gesti di tante altre persone che nel corso di questo periodo così difficile hanno voluto sostenere la sanità pubblica. In questa regione abbiamo raggiunto e ben superato di oltre 10 milioni di euro di donazioni. Qui c'è un'altra particolarità perché l'associazione che si è messa a disposizione per raccogliere questa cosa è fatta da dipendenti dell'azienda sanitaria. Quindi coloro che hanno anche potuto verificare con i loro gesti non solo la generosità ma anche la valutazione e la scelta degli strumenti con i quali poter migliorare il loro servizio. Quindi complessivamente un risultato importante del quale dobbiamo ringraziare tutti coloro che l'hanno reso possibile. Know yourself, know the customer, innovate yourself. Web portal dedicated to Friuli Venezia Giulia with 4 video news events and 2 live streams with connected guests. Sections dedicated to the customer. As this is a channel with a precise target, it is growing thanks to the upcoming innovation linked to the enhancement of new digital transmission technologies on the web. The editorial project is made up by professionals with their own studios in Udine and Pordenone to create customized programs as well. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy.